Vergara dovrebbe essere ceduto per 30 a 35 milioni, come farebbero Atalanta e Real Madrid. Sarebbe un chiaro guadagno. La sua cessione sarebbe vantaggiosa sia per il club che per il giocatore. Il Napoli è una grande impresa, non importa se il giocatore è napoletano o meno. Ciò che conta per la Champions League è che sia cresciuto in Italia. Benvenuti tifosi del Napoli, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli sempre! Ebbene, la situazione di Antonio Vergara e del Napoli potrebbe essere descritta proprio con queste parole. Perché, se ci fermiamo a pensarci, la società azzurra si trova nella situazione di dover decidere cosa fare di un giocatore molto importante. Le voci e le indiscrezioni sui trasferimenti lo confermano, e non importa se siano vere o meno. Se giornalisti e fonti interne affermano che Como, Inter, Tottenham o qualsiasi altra squadra potrebbero offrire 30 o addirittura 35 milioni di euro, e se l'agente di Vergara dichiara che una possibile cessione dovrebbe essere considerata una decisione della società, allora ci troviamo di fronte a una situazione vantaggiosa per tutti, sia per il Napoli che per il giocatore. E perché sarebbe una situazione vantaggiosa per tutti? Risposta semplice: perché il Napoli ha scoperto, lanciato e fatto crescere un giocatore di indubbio valore. E, soprattutto, perché ha fatto tutto questo applicando il modello più vantaggioso e virtuoso del calcio contemporaneo. Un modello basato sul settore giovanile, sull'osservazione precoce e sullo sviluppo a medio-lungo termine. Ora, come già detto, a prescindere da ciò che accadrà, sarà un successo. Se verrà ceduto per 30 o addirittura 35 milioni di euro, il Napoli realizzerà un cospicuo profitto netto. Se resta, il Napoli avrà a disposizione un giocatore di qualità attorno al quale, e non solo attorno a lui, ovviamente, costruire la squadra. In realtà, riflettendo un po' di più sulla situazione di Vergara, lo scenario vantaggioso per il Napoli è solo potenziale, seppur probabile. In caso di cessione, il consistente guadagno in conto capitale darebbe una spinta significativa al bilancio. Questo è oggettivo, ma non significa necessariamente che un eventuale sostituto avrà un impatto maggiore o migliore. Tuttavia, se resta, non c'è alcuna garanzia che Vergara continui a crescere e, a lungo termine, si affermi come titolare nella squadra di Allegri. Analogamente, lo stesso ragionamento si può fare per il club che acquista il giocatore, come Como, Inter o Tottenham, qualora investisse 30 o addirittura 35 milioni di euro su Vergara. Dopotutto, con tutto il rispetto, stiamo parlando di un giocatore di 23 anni che ha disputato solo 19 partite con il Napoli. E che, quindi, ha ancora molto da dimostrare. Alla luce di tutto ciò, il caso Vergara mette in luce una certezza, una verità. Siamo immersi fino al collo in un'era calcistica dominata dai giocatori. Dalla loro volontà, dalle loro decisioni, dai loro capricci, per usare un termine un po' spiacevole. Alla fine, solo Vergara ha la garanzia di ottenere esattamente ciò che vuole. Il suo stipendio aumenterà, a prescindere dalla maglia che indosserà l'anno prossimo. Non importa se sarà il Napoli o un altro club. È certo che qualsiasi permanenza con gli azzurri sarà suggellata da un rinnovo contrattuale più oneroso. Quanto al Napoli, come prevedibile, il dilemma di Vergara è interessante, nel senso che qualsiasi scelta potrebbe avvantaggiarli, ma anche difficile da risolvere. Innanzitutto, bisogna partire da un punto indiscutibile e inoppugnabile. Questo è ciò che significa, o significherebbe, avere un settore giovanile capace di produrre giocatori di qualità. Nell'era De Laurentiis, solo Insigne ha avuto una traiettoria migliore, o quantomeno simile, a quella di Vergara, partendo dalle giovanili azzurre. Giocatori come Izzo, Luperto, Sepe e Gaetano non hanno mai raggiunto l'élite, non sono mai diventati titolari fissi in un Napoli in lotta per il titolo. E, soprattutto, non sono riusciti a generare entrate significative sul mercato. Quest'ultimo punto è cruciale. E comprenderlo correttamente aiuta anche a inquadrare qualsiasi discussione su Vergara nella giusta prospettiva. Dobbiamo partire dal principio che il Napoli rimane un'azienda. Un'azienda sportiva e calcistica, ma pur sempre un'azienda. Di conseguenza, deve ragionare in termini di margini di profitto. Margini che possono essere tecnici e finanziari, bene, ma non possono essere solo tecnici. Quel tempo è passato. Pertanto, la potenziale cessione di Vergara è un'opportunità da valutare, soprattutto da non sottovalutare. Per molte ragioni. Secondo te, tifoso del Napoli, Vergara dovrebbe lasciare il Napoli? O no? Voglio sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli per sempre!